Eccoci davanti al grande campanile costruito anni fa, 100 anni fa, e i bambini hanno costruito il loro campanile. Sono 9 scuole e 9 campanili. Sotto il campanile di San Marco, per una mattina, ne sono sorti altri, realizzati dagli alunni di scuole elementari provenienti da tutto il comune, da Burano a Marghera, da Favaro a Chirignago, passando per Mestre. È una nuova tappa del progetto dedicato al Paron de Casa, come Venezia chiama il suo campanile più famoso, a 120 anni dal crollo e a 110 dalla ricostruzione. Questa è la creatività dei bambini, però ognuno radicato nel proprio territorio. Burano c'è la rete dei pescatori, per esempio. Sant'Erasmo addirittura lo ha fatto con i carciofi. Ecco qua, questa è Venezia e questa è la vivacità artistica dei veneziani. Le vicende legate ad un evento storico di portata enorme per la città come il crollo del suo campanile sono sterminate, molte strappate all'oblio grazie alle ricerche che sono state condotte in questi anni, che hanno portato a rintracciare a dorso duro il pezzo del campanile più grosso ancora integro, oppure a far rivivere a Murano l'unico bicchiere che si era salvato dal crollo. È una storia non solo fatta di mattoni, di pietre, ma si racconta anche di persone, di una comunità resiliente, di tradizioni, quindi un patrimonio non solo materiale ma anche immateriale, fatto di tradizioni, di identità e di cultura. Accanto ai campanili, dei mosaici realizzati con i frammenti dei mattoni del vecchio campanile, quelli che il mare Adriatico ha cominciato a restituire qualche anno fa, dando vita ad un progetto che è diventato sempre più grande. Tutto è cominciato dalla scoperta di un piccolo pezzettino del campanile trovato al Lido e poi è nato questo progetto. Piano piano si è costruito un po' alla volta, proprio come il campanile, dal crollo alla ricostruzione.